Come ti chiami? Federica Ciacciarelli, Di vengo da Latina e sono un po' emozionata. Ha preso il perché microfono, questa è la prima meno male che è gara. emozionata, ha preso il microfono e ha cominciato a parlare. Sei di Latina, ti chiami Federica? La tua prima competizione è questa? Questa è la mia prima competizione e spero di fare del mio meglio perché mi sono Cosa fai di lavoro? messo il Federica, cuore. cosa fai di lavoro? Io faccio la barista nel mio bar di Aspetta, Latina. aspetta. Fai la? Barista. Fai la? Barista. Oh, lei, così. Io faccio il barista, io me ne vanto di essere un barista. Quindi mi devo vantare di questa cosa. Sto cercando di trovare innovazione nel mio bar, visto che adesso siamo diventati tanti, la concorrenza è tanta e spero di poter portare grande innovazione nella mia città, ecco. Complimenti Federica, non ti rubo altro tempo, quella è la tua postazione di gara. Anche per via della crisi che uno si mette in gioco. Ha detto buona visione. Per chi non avesse sentito. There's no place I'd rather be. I would away forever, exalted in the sea. As long as I am with you, my heart continues to beat. With every step we take, Kyoto to the bay, strolling so casually. Ho appena visto una cosa We're different and the same. che Switch up the batteries. If you gave me a chance, I would take it. It's a shot in the dark, but I'll make it. Knowing the little heart, you can't shame me. When I am with you, there's no place I'd Federica ha bloccato l'escursione della sua lancia a vapore con un bicchierino. Poi ci spiegherà il perché. Forse ha voluto adattare il suo stile di guida alla propria competizione, non lo so. We set out on a mission to find our inner peace. 1 minuto e 40 secondi trascorso in questo momento. So nothing's incomplete. It's easy being with you. Sacred simplicity. As long as we're together, there's no place I'd rather be. With every step we take, Kyoto to the bay, strolling so casually. We're different and the same. Gave you another name. Switch up the batteries. If you gave me a chance, I 2 minuti e 30 secondi in questo momento. in the dark, but Federica Ciacciarelli sta proseguendo con la sua performance nei primi 2 cappuccini. Non so se si è già visto, andrà a realizzare. Si è già visto, solo io non l'ho visto. Allora, un tulip a 3 in free pour e nella tecnica del leaching una farfalla, butterfly, farfalla. È un disegno difficile la farfalla, Giuseppe. Diciamo che non è tanto difficile, però bisogna farla sempre con attenzione per fare venire bene i dettagli e tutto. Quindi un livello di difficoltà non altissimo, ma con dei dettagli importanti. Il primo cappuccino è servito. there's no place I'd rather be. E anche il secondo
cappuccino è servito. Va bene che il vostro barista non lo applaudite tutte le mattine quando vi pone davanti un cappuccino, però non ve lo pone neanche così un cappuccino il vostro barista, credo. A meno che non si chiami Federica. Sono trascorsi 4,5 secondi. Ricordo che i giudici stanno valutando la centratura in tazza del disegno, la figura, il livello di difficoltà. Chiara Bergonzi in questo momento sta assaggiando per vedere il bilanciamento che c'è tra l'espresso e il latte. Se poi qualcuno di voi ha delle domande, poi rispondiamo appena termina la chiama di Federica. Cinque minuti e 35 adesso. Ecco, da un cappuccino classico vedremo come Federica un cappuccino in latte art con la tecnica del leaching. Sta utilizzando un pennino. Pulisce ogni volta che lo per non lasciare traccia sulla superficie. Ed ecco che la prima farfalla è servita. I 6 minuti sono appena trascorsi. 6 minuti e 30 in questo momento. Ne manca ancora uno. Sette minuti adesso. E anche il secondo cappuccino è servito. Stop, ha detto stop. 7 minuti e 25 secondi. Federica, quando puoi, noi ti aspettiamo. Scusa. Non posso prendere quella cosa che c'è lì perché la stanno valutando. Com'è andata, Federica? Bene, ho tremato, ma non riuscivo a trattenere la mano, a non tremare. Voi avete visto che tremava? Non si vedeva, quindi. Un po' sì. È andata come ti aspettavi? E io credevo peggio, sono riuscita a mantenere abbastanza calmo l'emozione e io ci ho messo tutto il mio cuore. Sono 10 giorni che mi alleno con le tazze da gara e mi sono allenata 4 ore al giorno tutti i giorni con il cronometro e devo dire che sono contenta di quello che ho fatto. Grazie mille. Poi, orgogliosa al massimo. Dove vai? Dove vai? Non andare via, stai qua con me. C'è una domanda per Federica? Qualcuno di voi ha qualcosa da chiedere a Federica? Non so chi
Prendo lui che è più vicino. Il bicchierino sulla lancia, perché? Cioè nel senso... Perché vuoi chiedere, appunto, ha utilizzato un bicchierino di carta, adesso glielo chiediamo, così magari ci spiega, non lo so, magari... Perché con le prove che facevo a casa la lancia era attaccata alla macchina, invece qui non era proprio attaccata e mi ero abituata così e ho cercato di rimediare, ecco. È un fenomeno del rimedio, una sorta di MacGyver. All'ultimo minuto ha preso un bicchiere, l'ha girato sulla lancia e ti voglio chiedere come ti sei trovata, meglio a casa o meglio qua? Lancia, non lancia, portafiltri, gruppo, macchina dosatore? Vedi che c'è differenza tra un'attrezzatura che magari potevi avere tu? Sicuramente sì, però se magari mi alleno a casa con una macchina non troppo buona oppure che è già stata tanto usata, riesco qua a fare meglio. A fare meglio, incredibile. Grazie Federica, un applauso, grazie mille.